un appuntamento imperdibile, quello che ogni anno abbiamo qui a Venezia, forse per assonanza fra i nomi, no? Venezia e Venezia, quindi l'appuntamento è dedicato alla presentazione di una guida particolarmente importante per noi. Passerei subito la parola al Presidente che vi illustrerà il lavoro di quest'anno e naturalmente poi a Giovanni Geremia che gran parte del lavoro insomma l'ha curato. Buon proseguimento a tutti. Grazie. Benvenuto anche da parte mia, a tutti voi. In qualche modo vi anticipo come si svolgerà la giornata. Abbiamo questo breve momento di conferenza stampa dove presenteremo la nuova edizione, la quinta edizione della guida ai Vini del Veneto, Venezia. Dopodiché ci sposteremo all'Hotel Principe, 100 metri sulla via che ci riporta alla stazione, dove degusteremo i 7 vini che oggi prendiamo. Quindi una giornata direi anche abbastanza impegnativa, ma direi molto bella perché insomma il tempo una volta di più ci regala una giornata di arrivare a Venezia con il sole non è sempre così frequente, quindi oggi direi che una volta di più la guida ci regala questo tipo di appeal che secondo me conta, speriamo ci porti anche un po' di fortuna. Detto questo, io ringrazio naturalmente tutti gli addetti ai lavori e i colleghi che hanno lavorato alla guida e che oggi sono qui con noi per apprendere un po' alcune delle informazioni che riguardano specificatamente questa edizione. Vi metto subito nelle mani di Giovanni Geremia che coordina il lavoro della guida, che coordina il lavoro delle sette delegazioni provinciali e che in qualche modo, come dire, tira le fila di questo impegno. Dai numeri che Giovanni oggi ci presenterà cercheremo di fare una breve sintesi di quello che è stato il lavoro di quest'anno, di quello che è la tendenza delle risposte che abbiamo anche delle aziende e anche del lavoro che abbiamo dai nostri degustatori. Quindi diciamo un lavoro molto ricco, ma credo anche molto esplicativo dell'impegno che c'è dietro questa guida. Grazie a voi intanto. A te la parola. Buongiorno a tutti, benvenuti. Ci ritroviamo a distanza di un anno di nuovo a Venezia appunto per tirare le somme di un lavoro che ci ha impegnato quest'anno veramente in modo intenso. Abbiamo iniziato il lavoro alla fine di marzo con i primi panel di degustazione e fino a un minuto fa eravamo ancora pronti, avendo noi una guida online riusciamo a intervenire fino all'ultimo momento, essendo anche l'unica guida online per quanto riguarda i vini del Veneto, dobbiamo cercare sempre di lavorare con la massima eccellenza. I numeri di quest'anno sono stati importanti, sono stati numeri ancora in crescita, sono cresciuti il numero di aziende che partecipano, hanno partecipato ai nostri panel e quindi ci hanno dato visi per poter permettere di dargli una valutazione. Le aziende sono cresciute, siamo passati a 485 aziende, quindi una piccola crescita anche quest'anno sul numero dei vini totali. Quest'anno avevamo posto un limite anche alle aziende, un piccolo limite nel senso di fornirci 5 vini gratuitamente, oppure superiore ai 5 vini avevamo chiesto un piccolo contributo proprio per impegno. Nonostante questo, le aziende che hanno partecipato a questi 5 vini sono state oltre 100 e la quantità di vini degustati sono ancora aumentate rispetto all'anno scorso, più una piccolissima percentuale, però ci aspettavamo in realtà un calo proprio per questa richiesta, invece le aziende hanno partecipato in modo molto positivo.